Flavio Loschi ha 60 anni di Cagliari, si parla del settore del RACE, degli aiuti che dal comune non sono ancora arrivati. Lei è disoccupato? Esatto, da aprile del 2022 ho fatto questa richiesta perché purtroppo non ho neanche più abitazione. L'ha persa? L'ho persa chiaramente, e sono ospite per un po' da una persona, però questa persona chiaramente mi ha detto io non ce la faccio più, ti devi cercare un alloggio. Però il discorso che il comune ha fatto anche il piano casa. Io ho chiamato una persona che fa le ricerche delle case tramite il comune, però il problema è: Flavio, mi stanno bocciando tutti gli affitti tramite il comune, perché il comune allora, non paga. Spieghiamo, lei ha dovuto dire di no alla casa perché? Perché non posso più pagare. Era in affitto. Esatto. E io non posso più pagare. E nel 2021 il comune mi pagava un affitto di una stanza qui in Via Cimarosa e non ha più pagato. E il proprietario mi ha sbattuto fuori. Io ho dormito per strada. Sino a quanto tempo fa? Sino a luglio di 2 anni fa. Poi ho trovato, tramite amicizie, ho trovato una stanza, però l'ho dovuta poi lasciare perché non avevo più possibilità di pagare. Lei sta aspettando che le eroghino il RACE da quanto tempo? Allora, io ho fatto la domanda il 28 ottobre 2022, scadeva il 5 novembre, però ancora risposte non ne hanno dato. Sto aspettando questi soldi, ma non... Di quanto si tratterebbe nel suo caso? Intorno ai 300 euro mi hanno detto. Lei poi ha altre entrate attualmente? No, zero. No, zero. L'ultimo lavoro che ha fatto qual è stato? Assistenza domiciliare. Prima ancora anche magazziniere? Ho fatto il magazziniere, ho fatto l'agente di commercio tramite sempre questa ditta, però ero inquadrato come impiegato. Ho sempre lavorato, ho i miei 26 anni di contributi, non sono molti ma non sono neanche pochi. È stato però 60 anni a Cagliari, si ritrova senza un tetto e con un'ospitalità che sta per scadere. Esatto, esattamente. E dunque non so, allora mando mail e mi rispondo per questo benedetto RACE. Niente. No, stiamo elaborando al più presto, ma stiamo parlando che le prime risposte sono state date a dicembre, siamo a febbraio. Insomma, uno deve mangiare tutti i giorni, non un giorno sì, un giorno no. Lei tra quanto non avrà più questo tetto? Tra 2 settimane io sarò di nuovo all'aperto. Perfetto, vogliono questo, allora facciamo questo, però mi metterò a dormire lì, Dove? dove ci sono le politiche sociali. Sotto il palazzo del comune? Sì, e voglio vedere se qualcuno mi manda via.